Allora, ho l'ospite oggi del nostro Hot Corner, Giorgio Pasotti. Hai visto cosa Ciao. ti ho allestito? Che balconcino. Ma potrei star qui tipo Esatto, ci sai, vorrebbe una bella Marlon bibitona. Brando, te lo ricordi l'ultima scena del Padrino quando seduto proprio Belli. con le cicale? Ecco, potrei stare qui almeno tutto il giorno. Esatto, ci vorrebbe un bel bibitone adesso, Esatto. tipo un mezzo litro di acqua frizzante col limone. Però vabbè, questo è un altro discorso. Allora, Giorgio Pasotti, siamo qui a Taormina per il Nations Award. Uno dei grandi temi è il tema ambientale, insomma abbiamo parlato di anche come grandi attori si siano esposti, però dicevamo che per esempio a DiCaprio gli è stato addirittura imputato il fatto che lo faccia per farsi pubblicità, che è una cosa abbastanza ridicola se sei Leonardo DiCaprio. Ma infatti è ridicola, DiCaprio si impegna nel sociale, nell'ambientale da anni, Sì, da che ho sì, memoria. da fine degli anni 90, dopo quindi, tanti. insomma, ma poi non ha certo bisogno di pubblicità. No. Vabbè, ma anche lì le malelingue devono ovviamente dar fiato a cose stupide. No, l'ambiente oggi è un tema fondamentale. Sentivo prima, si è detto di tutto, si è detto di cosa bisogna fare, di cosa non bisogna fare, di quello che rischiamo, ma è tutto, come dire, abbastanza chiaro, ma va sempre bene ricordarlo a chi ci ascolta. Io vivendo a Roma vorrei dare questo pensiero, cioè la cura dell'ambiente parte anche da ognuno di noi, non servono massimi sistemi, come dire, maxi organizzazioni, servono anche quelle, ma basterebbe veramente che ognuno di noi nel suo piccolo, ecco, iniziasse a fare raccolta differenziata. Faccio per dire, come dire, un esempio, cosa che a Roma è Sì, esatto. pare Già bestemmiare. quella, già se ognuno facesse la raccolta differenziata mirata, già sarebbe un passaggio. E invece vedo che c'è la tendenza sempre a delegare colpe altrui, che è l'errore degli errori, perché vuol dire perdere di lucidità quello che sono le proprie responsabilità di cittadino. Quindi, è la Quindi, questione dei famosi alibi, no? Ognuno Bravo. ha un alibi per cui alla fine sì, io lo vorrei fare, però sì, è sempre un però. sì, molto c'è un italiano. però. Cioè, se il cassonetto è pieno, allora io dico, sai che c'è, lo buttala butto là, in terra, lo butto a 3 metri. Finché ci sarà questa mentalità non ne usciremo assolutamente con nessun sindaco di Roma, con nessuna maxi organizzazione. Ci deve essere veramente una presa di coscienza, forse uno spavento, forse il Covid non è bastato, forse ci deve essere qualcosa ancora di più forte per terrorizzare a quel punto le persone come fosse una guerra. A quel punto uno prende coscienza di quanto ognuno di noi può fare del male a questo ambiente. Te lo dicevo l'altra volta, noi ci dimentichiamo molto spesso che noi siamo degli ospiti di questo pianeta, che lo stiamo abitando, ma del quale siamo assolutamente degli ospiti di passaggio, e un passaggio anche piuttosto breve. Quindi in questo passaggio breve cerchiamo di pensare di fare il meno danni possibile, basterebbe anche questo. Senti, noi di Hotcon abbiamo molto amato il tuo Abifede, il tuo secondo film da regista, con un Claudio Amendola come sempre immenso, insomma. Ma quindi è nata una nuova carriera di Giorgio Pasotti? Sicuro? Sì. Possiamo... sicuro non il lo so. primo sembrava un episodio, il secondo è la conferma, adesso... Guarda, tra l'altro sappiamo che nei cassetti c'è qualcosa anche che gira, quindi... Sì, assolutamente. Però sì. Ti piace di quel mestiere? Mi piace molto, sì, è un lavoro che anzi mi piacerebbe, come dire, andasse a sostituire nel tempo, più in là, più avanti, quando sono un po' più vecchio, il lavoro dell'attore. Mi piacerebbe tanto poter cambiare registro, o meglio tema rispetto al lavoro, mantenendo un registro che è quello della comicità un po' cinica, un po' cattiva, che è un tono al quale io sono molto affezionato. Che è quello che citavi, no? del dogma di tutta una certa Danimarca, no? Sì. Da Winterberg, Jensen, Bravissimo. von Trier. Per forza, guarda, io difficilmente trovo sei che danese ci sia... dentro tu. Posso essere danese dentro, guarda, non mi stupirei, anche nei colori posso, posso assolutamente dirlo. Io credo che noi abbiamo, che poi ci apparteneva anche a noi, la commedia all'italiana era ferocissima, era cattivissima, ti strappava un sorriso da un lato, ma dall'altro lato ti faceva arrivare la coltellata. Noi invece ci siamo dimenticati questo grande patrimonio che avevamo per fare commedie che onestamente a me non piacciono, e non credo che piacciono nemmeno al pubblico. Io credo che il pubblico si sia stancato. I dati, i numeri degli ultimi anni sono stati abbastanza... Ma per forza, serve ritornare invece... Olmi diceva che l'arte in generale, in tutte le sue forme, dovrebbe
dovrebbe servire a stimolare un pensiero. Ecco, io credo che la commedia sia la forma più efficace no? Di linguaggio per far arrivare un pensiero, Sì. qualsiasi pensiero esso sia. Pensiamo alla comicità, alla cinematografia francese, che voglio dire, non sono ricordati sì. nella storia per essere, come dire, per aver fatto i film più simpatici e ironici del mondo. Negli ultimi anni stanno facendo dei lavori encomiabili. Raramente ne sbagliano uno, poi Bravo. la sceneggiatura media è sempre molto alta. Assolutamente, noi invece stiamo vivendo un periodo di grande ombre, tranne alcuni casi sporadici Sì, di eclatanti. grandissimi talenti che abbiamo in casa, meno male. Però ci deve essere un cinema medio che deve ritornare come dire, a non buttarsi via, a non spendersi, perché poi è difficile recuperare terreno su un pubblico che hai maleducato. Sì, assolutamente. Andrebbero pensati molto prima i film, e fatti con più cura, con più pensiero, e soprattutto ritornare ai grandi sceneggiatori che scrivevano quei grandi film. Sì. Quello che mancano oggi sono quelle figure di produttori e di sceneggiatori che dobbiamo assolutamente recuperare. Noi attori, i registi, tranne, ripeto, quei registi di grande talento che sono insostituibili, ma diciamo c'è tutta una fascia media che noi siamo tutti sostituibili, nessuno è necessario. Sceneggiatori e quel tipo di produttore no. Assolutamente. Senti, l'ultima domanda che ti faccio è, a proposito di grandi film, quest'anno sono i 20 anni, il ventennale di un grande film, che era L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. La mia domanda è: quando avete capito che da semplice film stava diventando un fenomeno sociologico, poi alla fine diventò quello? Ma guarda, l'abbiamo capito perché nell'aria ormai si respirava sembrava a un certo punto che insomma sembravamo, quando stavamo insieme, prendevamo che ne so, il treno, l'aereo per andare da qualche parte, sembravamo insomma una sorta di Beatles del cinema italiano, per cui ti accorgevi che c'era un affetto nei confronti del film e nei confronti dei loro interpreti fuori dal normale. Nessuno si aspettava, non so se te l'hanno raccontato, ma ti posso assicurare che la sera prima dell'uscita del film tutti noi a una pizzeria romana speravamo ma davvero con grandi scongiuri, che potesse il film almeno recuperare i soldi che era costato. E invece poi almeno tenere un mese, o tenere un mese, 6, esattamente. perché a luglio, da febbraio era Sì. ancora in sala. Ma poi è diventato un fenomeno sociale, c'erano... Sì, era l'argomento, ma l'argomento era proprio sì. Ma tu l'hai visto L'ultimo bacio? Se non Esatto. l'avevi visto, sì, devi andare a vederlo, perché era proprio un argomento di conversazione. coppie che si sono lasciate, sono entrate insieme e uscivano, come dire, spagliate, quindi cose che insomma non ti capita di vivere tutti i giorni. Ma da quant'è che non lo rivedi tu? Io non lo rivedo guarda, credo di averlo rivisto proprio in occasione del ventennale, perché poi abbiamo avuto una sorta di reunion via Facebook. Sì, ho visto. Con Fandango. Con Fandango, e quindi in quell'occasione credo di averlo rivisto e l'ho trovato ancora un film, per quanto ci sono delle, non ingenuità, però si vede che eravamo acerbi per certi versi, almeno il reparto. Però per esempio c'era già l'invasività dei cellulari che non erano ancora smartphone, già c'era tutto, Sì. e in realtà poi nel 2001 ancora appunto avevamo il messaggio, non c'era ancora la doppia spunta di WhatsApp, guarda, vedi, eppure quello è stato anticipatore dei tempi. Ma io credo che Gabriele sia sempre stato anticipatore dei tempi, almeno nei primi film italiani sia sempre stato anticipatore, forse troppo anticipatore, perché se arrivi troppo a raccontare determinate cose non trovi un pubblico preparato. Quindi lui in tutti i suoi film che ha fatto ha parlato di patologie prima, sentimenti dopo, che dopo abbiamo scoperto essere veri, per cui ha avuto un grande fiuto, una grande visione di quello che era in divenire. Assolutamente. Giorgio Pasotti all'Hot Corner, adesso tuffo Tuffo in piscina, grazie mille. Ciao. Grazie, ciao.